Sabato di lavoro a San Biagio di Callalta, dopo la bomba d'acqua di ieri sera, nubifragio record, 105 mm di pioggia caduti in un'ora, canali in tilt, scantinati, allagati. Gravissimo incidente intorno a mezzogiorno a Montebelluna, quindicenne sbatte la testa contro un attrezzo agricolo, serio trauma cranico, immediato il trasporto all'ospedale di Treviso. Il caso Ciacaloco, continuano gli attacchi social al sindaco Conte da parte del sedicente rapper, l'altro fronte, quello interno a Fratelli d'Italia, e all'avvocato Crea arriva la solidarietà del PM Romanelli. Cordoglio nelle diocesi trevigiane per la morte in Mozambico del vescovo Afonso, ucciso in una sparatoria a 54 anni, aveva operato a Nervesa e Vittorio Veneto. Dopo le indiscrezioni, l'ufficializzazione da Lega e Forza Italia, altri 4 passano a Futuro Nazionale, tra loro l'ex commissario provinciale del Carroccio trevigiano Gianangelo Boff. Domani lunedì a Castelfranco si torna alle urne per il turno di ballottaggio, in 32.000 il voto per scegliere il sindaco tra Pozzobon e Ghimenton. Gli affitti pesano sempre di più sul reddito dei trevigiani, lo sottolinea uno studio della CNA di Treviso che torna a chiedere con urgenza un piano casa. Ultimo giorno di scuola per 100.000 studenti trevigiani, ieri la campanella era suonata per elementari e medie, oggi è toccato agli studenti delle superiori alle prese dal 18 giugno con la maturità. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali il sabato di mobilitazione vissuto a San Biagio di Callalta dopo il nubifragio dei record che si è abbattuto nella serata di ieri tra le frazioni di Rovarè e Fagarè. Per tutto il giorno hanno operato uomini e mezzi dei pompieri e della protezione civile. Sono arrivati anche i rinforzi. A ridosso della casa, degli alberghi che abbiamo, anche quasi vicino al fienile perché abbiamo una stalla e ha straripato in pratica il canale. Molta paura, una volta che ti entra l'acqua butti tutto quello che hai nel primo piano, tutto. Intenso, violento quanto localizzato, è stato un nubifragio da record, quello che si è abbattuto tra le frazioni di Fagarè e Rovarè a San Biagio di Callalta. Risultato: scantinati, allagati e canali letteralmente in tilt, sotto pressione la rete degli scoli. In un'ora sono caduti più di 100 mm di acqua ad una velocità anche abbastanza impressionante. È stato veramente un fenomeno violento, la classica bomba d'acqua come si suol dire adesso, un evento straordinario al quale purtroppo negli ultimi periodi ci dovremo anche abituare perché il clima sta cambiando. Attivato il COC, si è messa subito in moto la protezione civile, sul posto uomini e mezzi dei vigili del fuoco, il fronte più complesso all'ingresso dell'abitato di Fagarè, nel sottopasso a ridosso della Postumia, diventato una piscina difficile da svuotare. Questi gli effetti dello straripamento improvviso del canale Zero. E il problema grosso è che spesso e volentieri i cittadini stessi non sono preparati a queste bombe d'acqua e si trovano d'improvviso a questi eventi che a volte possono essere pericolosi vista la portata d'acqua che c'è nel sottopasso di Via D'Annunzio. Un altro ulteriore problema è il fatto che un po' la stessa cosa l'ha subita una parte del comune di Breda di Piave e quindi noi abbiamo subito un po' anche l'ondata del flusso dell'acqua che è scesa a Breda di Piave. Dopo la notte la mobilitazione è proseguita per tutto il giorno. Sotto accusa tra i residenti è finita anche l'efficacia del sistema di pompaggio, circoscritta l'area, ma servono rinforzi. Abbiamo attivato la provincia, la quale si fa carico di avvisare e interessare altre protezioni civili in nostro supporto con delle pompe per tirar via l'acqua dal sottopasso. La provincia è qui anche per questo, per dare sostegno ai piccoli comuni che in questi casi di calamità naturale chiedono sostegno, quindi noi ci siamo. Ha riportato un grave trauma cranico ed è stato per questo trasportato d'urgenza con l'elicottero all'ospedale di Treviso un quindicenne coinvolto in un incidente poco dopo mezzogiorno in zona Chiesetta di Sant'Andrea a Montebelluna. Il ragazzo ha sbattuto violentemente la testa contro un attrezzo agricolo, ma la dinamica dell'infortunio non è chiara. Sul posto prima l'ambulanza del SUEM 118, poi vista la gravità della situazione l'elicottero di Treviso Emergenza che ha trasportato in pochi minuti il quindicenne al Cafoncello.
Incidente anche nella zona del Grappa a Semonzo con parapendio. Paura nel primo pomeriggio di oggi a Semonzo di Borso del Grappa per un parapendista precipitato in piazza Paradiso in fase di atterraggio. Il pilota, un 35enne tedesco, ha riportato diversi traumi ed è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso da Treviso, oltre ad automedica e ambulanza del SUEM Pedemontana Emergenza di Pieve del Grappa. L'uomo è stato trasportato al Cafoncello, al vaglio, le cause dell'incidente. Il caso Ciacaloco ormai è stato ribattezzato così, continuano gli attacchi social al sindaco di Treviso Mario Conte da parte del sedicente rapper. L'altro fronte è quello interno a Fratelli d'Italia, dove non si escludono colpi di scena tra Guido Bertolazzi, capogruppo dei Meloniani in Comune, e l'avvocato trevigiano Fabio Crea. A Crea intanto anche la solidarietà del PM Davide Romanelli. Questi sono i personaggi che noi manteniamo e poi facciamo uscire dalle nostre galere. Possiamo continuare a parlare di rieducazione, pentimento, integrazione. Sono questi gli interrogativi del sindaco Mario Conte mentre prosegue lo stillicidio di insulti via social del sedicente rapper Ciacaloco, l'autore del video girato in carcere con i due presunti killer di Francesco Favaretto, Ade e Ozuna. Insulti, provocazioni ma anche minacce social stanno piovendo sul primo cittadino, non solo da parte del giovane indiano da qualche settimana tornato in libertà, ma anche da alcuni suoi follower, componenti di una vera e propria gang virtuale. Chi semina violenza e intimidazione non può trovare giustificazioni, sottolinea Conte, che trova la solidarietà fra gli altri di Mauro Serpico, avvocato di Ozuna. Devo dire che le espressioni chiaramente utilizzate nei confronti del sindaco Mario Conte sono assolutamente inaccettabili da parte di questo signor Ciacaloco. Qui però si apre l'altro fronte, quello sulle dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d'Italia Guido Bertolazzi, che intervistato su Antenna 3 aveva detto espressamente: andiamo a vedere chi sono gli avvocati di questi ragazzi, facendo insorgere ordine e camera penale. Bertolazzi, che ha poi chiarito come non intendesse gli avvocati in genere, ma soltanto uno, il legale trevigiano Fabio Crea, rappresentante di spicco proprio del suo stesso partito, al quale di fatto contesta un'incoerenza, ovvero chiedere da politico maggiore sicurezza, da avvocato difendere chi delinque, non una voce dal sen fuggita quindi, ma un attacco mirato. Penso che comunque la replica di Bertolazzi non abbia fatto completo chiarimento sul suo pensiero in ordine alla funzione dell'avvocatura, che, ricordo a me stesso e a tutti coloro che ci ascoltano, non deve essere quella di garantire l'impunità dei propri assistiti a tutti i costi, ma quello di garantire un equo processo e il rispetto dei diritti di tutti i cittadini. A sostegno di Crea anche il sostituto procuratore Davide Romanelli, che in un commento al portale Treviso Today ha giudicato gravi le parole di Bertolazzi, confonde la politica con la deontologia, la stoccata del PM, mentre di ora in ora si carica di significato il silenzio dello stesso Crea. No comment, dice, ma è la classica quiete prima della tempesta, tutta interna tra l'altro al partito della Premier. E del caso Ciacaloco ha parlato oggi in prima edizione ospite della nostra Lina Paronetto, Paola Roma, assessore al sociale della regione del Veneto, ma soprattutto impegnata nel contrasto del disagio giovanile, della delinquenza minorile, tutto quello che ruota attorno a questo mondo. Sentite le parole di Roma. Sono al fianco al sindaco contro la pericolosa diffusione di messaggi violenti da parte di persone violente, e comunque gli avvocati giustamente fanno la loro parte nel limite del loro incarico. Dall'altra parte io credo che anche la parte legata ai social, questo riconferma anche l'impegno del presidente Alberto Stefani con il blocco dell'età per l'utilizzo di questo. I social sono diventati un mondo in cui una persona si esprime lì dentro e il mondo ruota all'interno di questo
questo, e questo è gravissimo, è un mezzo che chiaramente scatena determinate reazioni e reazioni anche violente, e questa veramente è uno dei temi che preoccupa la parte sia legata alla volontà del Presidente rispetto a questo, ma anche dal punto di vista nazionale se ne sta discutendo, perché si sta vedendo una realtà che invece viene veicolata solo attraverso i social, quindi sono dei mezzi veramente potentissimi che vengono usati però in maniera errata, sbagliata, e vanno a dare un messaggio devastante, in questo caso violento, e che chiaramente creano poi situazioni che emergono in altro. Credo che lavorare su questo sia fondamentale, perché si sta veramente generando un gravissimo errore, che la realtà all'interno dei telefonini sia la realtà del mondo reale, e questo è gravissimo. E dopo il video girato in cella ci si interroga sulla presenza dei telefonini all'interno degli istituti di pena. Per il segretario regionale del SAP oggi ci sarebbero nuovi canali per introdurre questi dispositivi, addirittura i droni. Possono entrare, i canali sono tantissime. Ovviamente oggi quello più facile è quello dei droni, cioè il drone non è intercettabile, perché non mi sembra che io sappia, può darsi che mi sbagli, però non mi sembra che la casa circondariale di Treviso abbia un sistema antidroni. Droni utilizzati per varcare i muri perimetrali delle carceri e trasportare cellulari. Potrebbe sembrare la scena di un film, ma secondo il segretario regionale del SAP potrebbe essere questo uno dei canali oggi utilizzati per introdurre dispositivi elettronici nelle case circondariali italiane. Giovanni Vona interviene nella discussione esplosa dopo il video girato in una cella del carcere di Treviso con protagonisti 2 giovani accusati dell'omicidio di Francesco Favaretto. Non solo i contenuti del video, ma anche la stessa presenza del cellulare ha creato indignazione nell'opinione pubblica. Telefonini, tra l'altro, sottolinea Vona, vietati alle stesse guardie carcerarie che ancora oggi all'interno delle strutture comunicano con telefoni a filo. Sinceramente non vediamo dove è la notizia, perché noi diciamo grazie tutti i giorni che troviamo che entrano solo cellulari, perché potrebbero entrare anche altre cose nella stessa modalità, in maniera con cui entrano i cellulari. Li troviamo ormai quasi tutti i giorni, anche a Treviso, ne abbiamo trovati ultimamente diversi, ma è evidente che c'è un canale che supera qualsiasi controllo. Semplice, continua Vona, per chi manovra questi velivoli capire come muoversi. Basta capire come funziona al minimo l'organizzazione del lavoro, che può essere quella necessaria per la vigilanza del muro perimetrale, del muro di cinta, ma è evidente che un muro di cinta che supera il chilometro di perimetro, chiaro che ci sono l'80% di ancoli morti. Per il SAP, anche in questo frangente, parlando di controlli, torna centrale la questione della carenza del personale di polizia penitenziaria di fronte ad un sovraffollamento delle carceri. Mentre l'ipotesi, avanzata dal sottosegretario alla giustizia Balboni, lui stesso consapevole della presenza di dispositivi elettronici nelle carceri, di inibire il segnale dei cellulari, diventa, secondo Vona, di difficile attuazione. Costano moltissimo, schermare appunto un'area di quelle dimensioni di un istituto penitenziario, che comunque sono abbastanza grandi. Basterebbero semplicemente parlare di organici. Da un lato ho sollevato, dall'altro rammaricato. Don Bruno Baratto commenta il rimpatrio del cittadino camerunense protagonista delle violenze alla Caritas. Non si riusciva più a fare nulla, dice ai nostri microfoni. Da un lato è chiaro che è un allentamento della tensione, dall'altra parte c'è il rammarico di non essere riusciti con lui a un accompagnamento che da un certo momento in poi si è rivelato impossibile. E ringraziamo chiaramente tutti coloro che sono impegnati in questo, dal prefetto alle forze dell'ordine, che hanno anche offerto questo tempo di presidio presso i nostri servizi, e quello che è il nostro impegno adesso è continuare a un'apertura graduale dei servizi. Sollevato ma rammaricato, Don Bruno Baratto ha accolto così l'accompagnamento alla frontiera del camerunense che aveva aggredito con un coltello un operatore dentro la mensa gestita dall'ente ormai quasi un mese fa.
Una situazione diventata progressivamente ingestibile col tempo, che ha avuto l'epilogo peggiore. Ora tutti i servizi stanno tornando alla normalità, l'accoglienza notturna non era mai stata chiusa, hanno riaperto docce e lavanderia, fra poco riaprirà anche la mensa, ma con alcune precauzioni. Con tutti i nostri limiti, e non da soli, nella risposta a persone che hanno dei bisogni importanti, cercando di rispondere alle persone, non soltanto ai bisogni, e quindi non soltanto il dar da mangiare, ma anche tornare ad offrire un luogo in cui si possa mangiare in maniera serena, mettiamola così. Riaprire in sicurezza, sapendo che il mandato della Caritas resta quello di aiutare il prossimo, non solo a parole, partendo anche però dal centro d'ascolto, il primo passaggio per un percorso integrato al quale non tutti si adeguano. E poi ci sono anche problemi psichici. E poi ci sono i percorsi, le storie delle persone che si rivolgono a noi, ma non soltanto a noi, che siano italiane, che siano straniere. E c'è la libertà di ciascuno e di ciascuna, che va comunque accolta e rispettata anche quando ti sembra che non si stia procedendo verso quello che a te sembra sia il loro bene. E a proposito di disagio psichico, si sono vissuti attimi di apprensione e panico ieri sera a Carbonera per un ragazzo armato di coltello al parco, fermato dai carabinieri, è stato preso in cura dai sanitari del 118. Non si tratta di violenza giovanile, ma di un caso di disagio per l'appunto psichiatrico. Il giorno prima episodio simile anche a Mignagola. Stava passeggiando con un coltello in mano e con fare sospetto quando subito dopo l'allarme in via del Monaco è arrivata una pattuglia dei carabinieri. È stata una serata di apprensione a Carbonera, dove il ragazzo, poco più che ventenne, è stato visto da alcuni passanti che hanno allertato il 112. I militari della radiomobile, una volta sul posto, sono riusciti a fermarlo e a farsi consegnare l'oggetto contundente, un coltellino appunto, forse preso dalla cucina di casa. Quando i carabinieri hanno capito di trovarsi di fronte a un ragazzo con evidenti problemi psichiatrici, hanno allertato a loro volta i sanitari del SUEM 118 che, arrivati con ambulanza, hanno sottoposto il ventenne a tutte le cure del caso. Pare avesse interrotto la terapia farmacologica che stava seguendo, da appurare se lo stesso avesse poco prima avvicinato con fare minaccioso anche dei ragazzini nel vicino parco. Il giorno prima, sempre sul territorio di Carbonera, ma a Mignagola, era stato soccorso un uomo in evidente stato di alterazione, anche lui con problemi psichici. Entrambi i casi sono conosciuti dal comune, la conferma di un fenomeno esteso a Carbonera come altrove. Anche a Villorba attimi di paura, lo possiamo vedere dal portale Treviso Today, questo in una abitazione giovedì. C'è stata un'irruzione armata da parte di una giovane nella casa dell'ex fidanzata, è stato arrestato questo 24enne. L'uomo si sarebbe presentato a casa della ex con coltello e pistola a giocattolo, minacciando i familiari della giovane con cui voleva assolutamente parlare. Oggi, durante il processo con il rito della direttissima, il ragazzo ha accusato un malore. Il giudice ha disposto accertamenti sulla capacità di intendere, di volere e sulla sua pericolosità sociale. Da Villorba a Cordignano, ladri in azione, prese di mira diverse abitazioni lungo via Montenero. In una sono entrati, ma poco dopo sono fuggiti dopo aver attivato un ascensore. Il commento del derubato nel servizio di Lucio Zanato. Considerazione finale? Che è andata bene. E la che è andata bene. Commenta così Lore Scusini il furto dell'altra notte nella sua casa di via Montenero a Pinindello di Cordignano. Seconda volta in 4 anni nella sua proprietà, dove continua a produrre funghi da oltre 40 anni. La prima però alle 3 del mattino, a segnalare gli intrusi un sensore di presenza che si attivava costantemente. Dopo 2-3 secondi, tac, si torna a accendere la luce scale. Poi vale qualche uno. E allora ciapa. Parti, ho un bacchetto di cornolerla in parte e anche una buona britola, entrano in piedi, escono distesi. Ma gli fa tempo a scampare che noi non abbiamo visti.
Molto probabilmente erano in 3, uno faceva da palo, gli altri 2 si sono introdotti con la tecnica del trapano. Però io mi fuori a finestra. È ancora a capire come si fa a avere la finestra con un bus. Prima di essere segnalati dai sensori, i malviventi hanno avuto modo di rovistare un po' dappertutto. Gente esperta, sottolinea Cusin, che ha frugato ovunque mettendo però poche cose sottosopra. Comunque magro il bottino. Era il borsello, ma sta dentro 20 euro, ma no a patente e robe, perché mi non ho mai documenti a basso. E neanche la femmina, era spa, c'è un frusaglie che era, penso che gli avrà fatto un bottino, sai che andava ben dei 50-60 euro. Banda che nel corso della notte ha tentato senza successo di visitare altre abitazioni della zona, in un caso addirittura incrociati da un cacciatore che tornava da una battuta notturna. Un caso che ha fatto comunque alzare l'attenzione da parte delle forze dell'ordine. I servizi dei carabinieri sono molto attivi, infatti abbiamo quotidianamente 2 pattuglie che a volte diventano anche 3 che controllano il territorio. Poi sappiamo che eliminare completamente il fenomeno è difficile, però che i cittadini stiano tranquilli, non abbassino la guardia, il controllo delle forze dell'ordine c'è. Chiesa in lutto per l'uccisione a colpi di pistola in Mozambico di Monsignor Osorio Citora Afonso, 54 anni, vescovo della diocesi di Quelimane. Il presule è stato trovato morto questa mattina nella sua residenza episcopale. La notizia ha sconvolto le diocesi di Vittorio Veneto, dove aveva ricoperto il ruolo di superiore del centro missionario della Consolata, e di Treviso, dove aveva operato come superiore di Casa Milaico. Non ho conosciuto personalmente il vescovo Osorio, ma ne ho sentito parlare qui a Treviso perché ha lasciato un ricordo buono del tempo trascorso nella nostra diocesi, religioso preparato, disponibile alla collaborazione con i nostri sacerdoti diocesani, attento all'animazione missionaria, in particolare verso i giovani. Le commosse parole di Monsignor Tomasi. Nel 2022, sempre in Mozambico, venne uccisa una missionaria originaria della diocesi di Vittorio Veneto, Suor Maria De Coppi, comboniana. Voltiamo decisamente pagina, parliamo dello stato di salute dei nostri fiumi. Sile in salute, tutto sommato, batteri fecali invece sul Botteniga, PFAS in zona aeroporto. Presentato così la report di Legambiente, che annuncia anche battaglia legale al Ministero dei Trasporti per far rispettare la sentenza del TAR di dicembre 2024 che annullava il master plan di espansione proprio dello scalo trevigiano. Luci e ombre per la salute dei fiumi trevigiani. La campagna Operazione Fiumi di Legambiente mostra per la prima volta dal 2021 livelli di contaminazione fecale sotto la soglia di attenzione in tutti i punti monitorati lungo il Sile e alla foce del Dese, ma una presenza resta invece, seppur non grave, nel Botteniga, monitorato per la prima volta. Per la prima volta i dati lungo il fiume Sile per quanto riguarda la depurazione, quindi il batterio Escherichia coli, non rilevano criticità. Sul Botteniga abbiamo riscontrato un valore di 1624 che comunque è un po' al di sopra della linea guida, un po' di qualità, però diciamo non ha criticità così pericolose, se vogliamo. L'espansione del sistema fognario trevigiano dunque sta funzionando, permangono invece le criticità sul fonte PFAS in zona aeroporto, a margine del quale scorre il Sile, il più importante fiume europeo di risorgiva. Sì, questi sono dati appunto rilevati da ARPA relativi al 2025, vengono confermati dalle contaminazioni da PFOS lineare proprio quindi su probabile attività aeroportuale e quindi di depurazione. Questo è un dato quindi che permane nel tempo. Proprio sull'aeroporto ci saranno a breve novità dopo la sentenza del TAR del 2024 che dava ragione al comitato No Aeroporto, Legambiente e Italia Nostra contro l'ampliamento del LAB, una tutela che procederà contro il Ministero dei Trasporti. Con una richiesta di adeguamento ovviamente a quella che è la sentenza, e quindi con una diffida di cui nei prossimi giorni ci sarà maggiore notizia. Ecco. Nel frattempo Legambiente presenterà anche 3 progetti in linea con il Piano Nazionale di Ripristino della Natura, tra cui il recupero di alcune infrastrutture abbandonate lungo il Sile e la proposta di ampliare il Parco del Botteniga. Che i nostri fiumi ed ecosistemi siano fragili e vadano tutelati è stato anche il tema dei laboratori svolti con le classi prime del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Treviso. I giovani hanno festeggiato l'ultimo giorno di scuola raccontando le loro nuove scoperte e consapevolezze ambientali. Di come sia facile da un punto di vista inquinarlo e rovinarlo, ma allo stesso tempo di come sia molto semplice proteggerlo e tutelarlo con azioni quotidiane che possono sembrare banali ma che invece sono la vita per il nostro fiume e
valgono immensamente per quella che è, diciamo, la salute dell'ecosistema, che poi si riflette anche sulla nostra. La politica con l'addio davvero clamoroso di Gianangelo Boff alla Lega. Il deputato trevigiano, sindaco di Tarzo, passa con il generale Vannacci. Oggi l'ufficializzazione a Viareggio da parte del generale stesso, presente Gianangelo Boff, che abbiamo raggiunto al telefono. Il suo è un addio davvero amaro e scatta il paragone tra Vannacci e Giancarlo Gentilini. Ho cercato di contattare più volte il segretario Matteo Salvini per rappresentargli questo dolore che arrivava dal territorio e non sono mai riuscito ad avere un ascolto in questo, se non 2 giorni fa, nel momento in cui era maturata, diciamo, la mia volontà di andare altrove. È un lungo crepuscolo politico fatto di tante risposte mancate, quello che racconta il deputato trevigiano Gianangelo Boff dopo aver ufficializzato il suo passaggio a Futuro Nazionale con il generale Roberto Vannacci. Per uno cresciuto a pane e Lega la rottura è clamorosa. Boff non è un deputato come tanti, per 4 anni infatti ha guidato come commissario la Lega trevigiana, ancora oggi è sindaco di Tarzo, destinato quindi a diventare uno dei primi feudi vannacciani in Veneto. Io ho cominciato a fare il sindaco quando c'era Giancarlo Gentilini a Treviso, che era un esempio di ciò che voleva dire fare il sindaco in mezzo alla gente, ascoltando la gente, interpretando i bisogni, le paure della gente, cercare di risolvere i problemi e cercare di dire anche quelle cose che a volte i cittadini non hanno coraggio di dire. Questo modo di fare la politica, di vedere la politica, l'ho ritrovato in Roberto Vannacci, l'ho ritrovato in una persona che riesce a interpretare i bisogni della gente e dire pane è pane, il vino è il vino. E quindi la Lega, dice Boff, che ha cambiato il modo di esprimersi, forse il suo stesso DNA. Il primo contatto con Vannacci 2 mesi fa rivela il sindaco di Tarzo, che poi si è consultato a lungo con i suoi, parlando con cittadini e imprenditori. In tanti stanno guardando a Vannacci, compresi diversi amministratori. Insomma, lo strappo di Boff non sarà né il primo né l'ultimo. Vannacci, l'errore è sempre di chi cambia partito, le parole del presidente Alberto Stefani, ma Boff tira dritto, sale così a 8 la pattuglia di Futuro Nazionale alla Camera. Ho dato tanto alla Lega, ho ricevuto dalla Lega, ho dato tanto alla Lega, ma penso che appunto di non far parte sicuramente di quella categoria che ha solo avuto. Intanto domani e lunedì i cittadini di Castelfranco sono richiamati alle urne per il turno del ballottaggio. Per 32.624 elettori di Castelfranco è già tempo di tornare alle urne. A 2 settimane dal primo turno, domenica e lunedì, infatti si vota per il ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco della città. A sfidarsi saranno Luca Pozzobon, che 15 giorni fa aveva ottenuto il 40,50% delle preferenze, e Maria Ghimenton con il 28,09% dei voti. Come è successo al primo turno, le urne saranno aperte domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, poi nelle 32 sezioni del comune si inizierà con lo spoglio. Gli elettori potranno esprimere la propria preferenza mettendo un segno sul nome del candidato o su una lista collegata. Rispetto al primo turno non è previsto il voto disgiunto. Per poter accedere ai seggi sarà necessario presentare un documento di identità in corso di validità e la propria tessera elettorale. Nel caso siano terminati gli spazi disponibili o sia stata smarrita, è possibile chiederne una nuova all'ufficio elettorale del comune, che rimarrà aperto per tutta la durata delle operazioni di voto. Occhi puntati infine sull'affluenza, solitamente più bassa rispetto al primo turno, quando la percentuale di votanti alle 15 di lunedì si era fermata al 49,32%. Pronto a parlarvi di caro affitti a Treviso, ultimo giorno di scuola, ma anche di Corri Treviso. Tutto questo subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per parlare di caro affitti a Treviso. C'è un vero e proprio grido d'allarme da parte della CNA della Marca, che chiede a gran voce un nuovo piano casa.
Dal 2019 al 2025 gli affitti a Treviso sono aumentati del 25%, solo del 10% invece gli stipendi. Focus della CNA sull'emergenza casa. A Treviso 5 stipendi l'anno se ne vanno per affittare un appartamento di 70 metri quadri con il capoluogo della Marca 29esimo su 109 a livello nazionale per rincari e 23esimo per incidenza dei canoni di locazione sul reddito. Questi dati ci confermano quindi quanto la questione casa e la questione dell'abitare stia diventando centrale per la competitività del nostro territorio, non solo per attrarre ma anche per trattenere tutte quelle risorse umane che oggi sono il cuore pulsante delle nostre piccole imprese. Nel 2019 il canone medio mensile per un appartamento di 70 metri quadrati in città era di 620 euro. Nel 2025 la cifra è salita a 775 a fronte di uno stipendio medio mensile di 1.950 euro. L'affitto assorbe quindi il 40% delle entrate. In un anno 9.300 euro. A livello veneto va ancora peggio a Padova e Venezia, in testa alla classifica insieme a città come Milano, Firenze e Bologna. Situazione opposta a Rovigo e Belluno tra le province con gli incrementi più contenuti. Sono urgenti quindi un piano casa, delle politiche abitative coerenti e trasversali che abbracciano tutto il sistema produttivo e soprattutto che rendano anche conveniente ai proprietari di case e di immobili l'immissione nel mercato affinché sempre di più ci sia la possibilità di risposta alla richiesta abitativa oggi sempre crescente. Ultimo giorno di scuola per ben 100.000 studenti trevigiani. Ieri la campanella era suonata per l'ultima volta per quest'anno scolastico per gli alunni di elementari e medie. Oggi è toccato agli studenti delle superiori, festeggiamenti, canti o come a Conegliano con la tradizionale sfilata dei trattori per i ragazzi dell'Istituto Cerletti. Ora le meritate vacanze estive, ma non per tutti. Da mercoledì prossimo infatti iniziano le prove scritte per gli esami di terza media. La settimana successiva il via con gli orali. Il 18 e 19 giugno invece prova di italiano e quella di indirizzo per gli studenti alle prese con l'esame di maturità, poi anche per loro dopo la correzione degli iscritti scatteranno gli esami orali. Parliamo adesso della Corri Treviso, arrivata alla sua 36esima edizione con numeri che sono da record. La pioggia non ha fermato la Corri Treviso numero 36, edizione dei record, vuoi per gli iscritti nelle 3 gare, oltre 700 atleti, vuoi per i nuovi tempi del percorso realizzati dai 2 azzurri vincitori, Ahmed Uda nella 10 km e Rebecca Lonedo nella 5, un successo che si rinnova edizione dopo edizione. Nella gara master dell'evento abbiamo superato i 650, 660 partecipanti e iscritti e quindi è stata una cosa molto positiva e per noi ci ripaga dello sforzo fatto. Poi nella gara Open ci sono stati i record del percorso al maschile e femminile, quindi cosa possiamo dire meglio di così? Uda, 29enne di origini marocchine ma residente nel Padovano, alla fine del 6° giro ha allungato staccando Thomas Deste, 29 primi, 39 secondi il suo tempo finale. È stato un percorso molto tecnico, particolare, però allo stesso tempo ci ha permesso di esprimerci, di poter correre molto forte. Un percorso da 1 chilometro nel pieno centro storico di Treviso e con tanto pubblico che ci ha dato tanto tifo per poter correre forte. Successo bis per la vicentina Rebecca Lonedo, anche lei 29 anni, che nel 2022 aveva già conquistato il podio e che oggi torna ad indossare la medaglia più preziosa, chiudendo i 5 km in 16 primi e 19 secondi. Un importante banco di prova per lei in vista dei prossimi appuntamenti. Sto preparando la maratona, quindi in funzione di quella gara mi serviva un po' velocizzare. Poi avevo già fatto questa Corri Treviso nel 2022 e diciamo che non me la ricordavo così, però è sempre bello correre qua. Andiamo adesso a Belluno.
La cronaca in primo piano perché ha destato attenzione nel primo pomeriggio di oggi l'intervento delle forze dell'ordine a Castiona di Belluno. In un primo momento, vista la località interessata, in molti avevano ipotizzato un possibile collegamento con la vicenda del cosiddetto branco, protagonista lo scorso marzo del violento pestaggio ai danni di un cittadino egiziano di 46 anni. Un'ipotesi che però non ha trovato riscontro nei fatti. Secondo quanto abbiamo appreso, l'intervento della polizia è scattato dopo la segnalazione di una persona che in visita a un parente lo avrebbe trovato in uno stato di apparente alterazione con comportamenti insoliti e frasi sconnesse. L'uomo risultava regolarmente detentore di alcune armi denunciate. In via precauzionale e in attesa degli accertamenti sanitari del caso, gli agenti hanno perciò provveduto al ritiro delle armi. Non risultano episodi di violenza né minacce nei confronti di altre persone. In supporto sono arrivati anche i carabinieri di Belluno. Voltiamo decisamente pagine ai temi dell'attualità perché sulla storica partita dell'idroelettrico siamo soltanto alle schermaglie iniziali. Le grandi concessioni scadranno nel 2029 e la Regione ha già messo le mani avanti. Il progetto dell'autonomia energetica del Veneto è fondamentale come quello delle derivazioni idroelettriche. Nella partita saranno coinvolti la provincia di Belluno e i comuni interessati. Parola di Massimo Bitonci, l'assessore regionale allo sviluppo economico, che in una recente dichiarazione ha smentito di aver mai fatto cenno alle quote della istituenda società chiamata a gestire gli introiti alla scadenza delle grandi concessioni nel 2029. Stiamo lavorando con la provincia, con i comuni, per trovare il modello migliore per gestire il tema dell'idroelettrico che sarà post 2029. Troveremo la forma giuridica migliore. C'è però un fatto ed è ineludibile: il 70% dell'energia prodotta in Veneto arriva dalla provincia di Belluno e 24 delle 35 prese d'acqua complessive sono bellunesi. A fronte di questi dati, i Dem hanno chiesto che in una possibile società che controlli acqua e energia la provincia di Belluno abbia un ruolo pari e quantomeno dignitoso rispetto all'energia che produce. Non ci sembra di chiedere la luna, ci sembra di chiedere un principio naturale di autonomia e di autogoverno. Qualcuno sta agitando confusione per dire che addirittura non sarebbe possibile, ma questo è fuori dal mondo. Casi di partecipazioni societarie analoghe esistono nelle more delle leggi del Rio e Madia, ma fino ad ora ci si è dimenticati della legge 25 della Regione del Veneto, che dice che le competenze di acqua e energia devono essere trasferite dalla Regione alla provincia di Belluno. Si usa la legge Madia per dire che le società pubbliche, o meglio che le province, non potrebbero fare società pubbliche su questo genere di argomenti, ma non è assolutamente vero. Faccio un esempio molto chiaro che così ci capiamo. A2A, che ha la gestione di gran parte dell'idroelettrico in Lombardia, ha tra i soci il comune di Milano e di Brescia, quindi due pubbliche amministrazioni. Se fosse vero quello che dicono oggi a Belluno sulla Madia, vorrebbe dire che A2A dovrebbe dismettere le quote pubbliche, ma non è assolutamente così. Penso che una parte importante del ritorno dell'economia e di quelli che saranno ovviamente le redditività derivanti dall'idroelettrico debbano tornare nel territorio, ma anche alla Regione Veneto. La Regione non intende mollare, ma se fosse vero quanto sostiene il centrodestra che richiama la legge Madia, la Servizi Integrati Bellunese non potrebbe avere il 25% delle quote della Valmontina. Quindi la società può essere costituita e la provincia di Belluno può esserne azionista. Il punto è volerlo. Ora vi preghiamo di fare attenzione alla comunicazione che è arrivata dall'ULSS 1 Dolomiti, che segnala che alcuni malintenzionati stanno contattando gli utenti presentandosi come personale dell'azienda sanitaria. Dall'altro capo del telefono la richiesta di recarsi in varie sedi per motivi legati allo screening per appuntamenti improvvisi o distribuzione di gadget. L'ULSS 1 precisa che le chiamate non sono effettuate dall'azienda e che le comunicazioni relative agli screening sono veicolate dalla segreteria, la centrale screening, e il numero dal quale eventualmente si viene contattati ha il prefisso di Feltre. Quindi il numero dal quale eventualmente si viene contattati ha il prefisso di Feltre.
Colpo di scena nel direttivo del Consorzio dei Commercianti Belluno Centro Storico. Da lunedì prossimo sarà Santi Di Noto, titolare dell'Astor, ad assumere il ruolo di presidente e subentrerà ad Andrea Dal Ponte, titolare della Mela. La decisione certamente straordinaria quanto anomala nel metodo è stata assunta in questi giorni dal direttivo del sodalizio che dipende da Confcommercio Belluno. Gli aderenti al Consorzio saranno chiamati al voto il prossimo febbraio e solo allora si capirà se il cambio in corsa del Presidente sarà stata una scelta azzeccata per il futuro che i più auspicano condiviso. Restiamo a Belluno per il fronte sempre caldo dei lavori in via Feltre. Sabato scorso il nuovo stop al taglio degli ultimi filari di Tigli l'ha imposto temporaneamente il Consiglio di Stato, appellato da Italia Nostra. Si deciderà il prossimo 25 giugno. Andremo a discutere con la memoria come abbiamo fatto al TAR. L'unica cosa che mi dispiace è che purtroppo per dare un incarico a un avvocato che ci seguirà andremo a spendere altri soldi pubblici. Non se l'aspettava il sindaco l'appello al Consiglio di Stato dopo che l'ordinanza del TAR delle scorse settimane di fatto aveva sbloccato l'iter dell'abbattimento totale dei tigli in via Feltre, compresi gli ultimi filari rimasti in piedi e il cui taglio era stato rinviato a settembre. La contromossa di Italia Nostra in via cautelativa è stata causata dall'anticipo della rimozione totale dei tigli prevista lo scorso 1° giugno, poi sospesa. Ora per la decisione dei giudici bisognerà attendere fino al 25 giugno, ma i lavori dell'impresa che ha già avviato l'intervento su Piazzale Marconi potrebbero procedere senza indugio, visto che il cronoprogramma indica il mese di settembre come periodo di avvio del cantiere da via Lazzarini a via Pagello. Invece un rallentamento c'è stato. Io credo che ogni cantiere abbia la sua modalità di lavoro, quindi io credo che prima, come è stato così inserito nella modalità di lavoro, era di togliere l'alberatura, finire il cantiere e poi rimetterli, quindi credo che ogni cantiere vada con questa strutturazione per riuscire a fare meglio i lavori e dare continuità ai lavori. De Pellegrin l'ha ribadito più volte attraverso la sua portavoce: l'importanza dei lavori in via Feltre non si discute, soprattutto per la sicurezza della strada. È uno dei progetti importanti per la città, soprattutto per creare sicurezza, rallentare le auto e dando sicuramente l'ombra che c'è adesso, perché gli alberi verranno ripiantumati. Io credo che forse ancora questo non è chiaro, perché vedo anche tante notizie non corrette. Gli alberi verranno ripiantumati, come saranno lasciate anche le postazioni per le auto, perché questo faranno vivere le attività economiche di via Feltre. Il sindaco proprio in questi giorni è stato in sopralluogo in via Feltre, ha incontrato titolari di attività economiche, lavoratori, residenti e avventori dei bar. Il sostegno incassato e dichiarato appare unanime. Resta per i ricorrenti evidente e pesante la mancanza di dialogo che ha insinuato dubbi e sospetti. Non possiamo disconoscere che le radici di questi alberi hanno alzato tutta la sede dei marciapiedi e stradale e Cordoli, cioè questo non possiamo disconoscerlo, e crei un progetto a favore di questo per rendere la città e la via bella, sicura e anche col verde. Io credo che questa un'amministrazione deve fare, però alla fine deve anche decidere, perché se non decidi le cose non si fanno. Vi do questo aggiornamento dalla provincia di Treviso. Morgano, Giorgia, Monica Periu, lo possiamo vedere dal Gazzettino.it, scomparsa a 16 anni, il suo cellulare è localizzato per l'ultima volta in stazione a Mestre, poi il silenzio, le ricerche sono in corso, quindi è appunto una segnalazione che ci sentiamo di condividere. Si sta cercando questa sedicenne scomparsa da Morgano, quindi siamo nel Trevigiano. Questa l'ultima notizia per l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, è tutto. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.